Buongiorno da Ragogna, direttamente dal mio studio a Luisi Wellness. Oggi sono con voi per parlarvi del massaggio antistress. Vabbè, lo stress è un termine che viene usato persino troppo. Quando non si conosce la natura di un problema è sempre colpa dello stress. Però effettivamente ciascuno nel proprio quotidiano, soprattutto in quest'ultimo anno e mezzo un po' difficilino, ha sperimentato questo che è un meccanismo naturale, semplice, che ha salvato la pelle ai nostri antenati, difendendoli dalle bestie feroci, dagli eventi atmosferici, perché lo stress è proprio questo, un meccanismo di difesa che ci permette di affrontare il pericolo o scappando oppure proprio combattendo. Il problema nasce quando questi meccanismi perdurano nel tempo, settimane, mesi, delle volte anche anni. E il problema è proprio legato alle trasformazioni che accadono nel nostro corpo quando c'è lo stress, perché ci sono i battiti del cuore che aumentano, la pressione arteriosa che sale la glicemia, aumenta la respirazione, aumenta la sudorazione, mentre ci sono altri meccanismi che vanno in una sorta di stand-by, i meccanismi legati ad esempio alla digestione, alle difese immunitarie, agli ormoni, quelli anti-invecchiamento e anche all'intero sistema riproduttivo. E quindi perché parlare di massaggio? Perché al di là del fatto di cercare di risolvere il problema, lo sport, la meditazione e anche il massaggio aiutano a riequilibrare il corpo, proprio perché le tecniche di massaggio in generale, ma soprattutto del massaggio antistress, hanno la capacità di riuscire a rallentare tutti questi meccanismi che sono come iperecitati, invece a stimolare quelli in stand-by. Vengono utilizzate delle manualità rubacchiate da altri tipi di massaggi, per cui per un massaggiatore è proprio un massaggio molto interessante e per chi lo riceve è un'esperienza unica. Io vi invito a provarlo.